Ci sono delle fasi storiche, e questa secondo noi è una di quelle, e lo dico da Presidente della Commissione Sì. Cultura, anche da esponente della maggioranza, in cui c'è il quadro dell'interesse nazionale che supera qualsiasi autonomia. Le capacità e i meriti di Pietrangelo Buttafuoco non si discutono, ma di fronte a certe decisioni non si possono ignorare le circostanze internazionali nelle quali ci troviamo. Ospite di Ferdinando Avarino Aring, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, lo sottolinea intervenendo sulla partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Il Presidente Buttafuoco, sempre in questa sua visione molto poetica e intellettuale, ha citato la tregua olimpica. Sì, Vorrei ricordare che non c'è stata. Sì. sommessamente che la Russia se n'è fregata altamente della Sì. tregua olimpica e ha intensificato gli attacchi a Kiev e sulla popolazione civile durante le Olimpiadi. Quindi, e nonostante poi il Comitato Paraolimpico abbia riammesso la Russia e la Bielorussia Sì, sì, sì. tra le divise. Come annunciato, il Ministero sta già passando al vaglio sia i verbali del Consiglio di amministrazione della Biennale che la sua corrispondenza con Mosca. Questo So fronte? che gli ispettori le stanno acquisendo e quindi è questione di giorni. Perché gli ispettori sono già stati fisicamente qua, no? Inviati dal Da Ministero. quello che so, che mi è stato riferito, sì. Il ministro della Cultura Giuli, peraltro, ha chiesto a Tamara Gregoretti, rappresentante del Ministero nel CDA della Biennale, di dimettersi. Non ha avvisato né della possibile presenza russa alla Biennale, né di essersi espressa a favore, pur consapevole della sensibilità internazionale della questione. Volevo ricordare a questa rappresentante del MIC che il MIC finanzia la Biennale con 16 milioni di euro. Quindi aspetti, Mollicone, fermo lì perché è importante. Cioè, è un finanziamento che potrebbe mancare? No, non sto dicendo questo, non spetterebbe a me dirlo e non lo direi mai, ma era per ricordare che comunque c'è un ruolo strutturale del MIC nella Biennale. Senza il MIC la Biennale probabilmente non esisterebbe, non si potrebbe realizzare, perché il contributo che dà la Regione e il Comune è minimo. La libertà artistica della Biennale di Venezia non è mai stata messa in discussione, conclude Federico Mollicone. Nella questione riguarda il popolo russo, riguarda il suo governo e un allestimento che ne sarebbe sua diretta emanazione. Una delle curatrici, ad esempio, è figlia del ministro degli esteri di Putin. Non c'è nessuna libertà artistica, lì c'è l'arte di Stato e di propaganda espressa dalla Russia.